Buonasera a tutti, vi saluto tanto volentieri, vi do il benvenuto anche in questa occasione. Siamo sempre felici di rivederci ogni volta, perché ogni volta è sempre una novità, è un rincontro, è un motivo di comunicazione e anche di gioia. Vi auguro intanto buon anno, visto che ancora non ci siamo visti nel gennaio di quest'anno, nel 2019, e che sia un anno sereno e felice e soprattutto in salute per tutti. Io sono incaricata di portarvi i saluti e gli auguri da parte del governatore Alfredo Bertollo della Corallina, che in questo momento non sta bene, anzi ancora non sta bene per una frattura di bacino, e anche per il cordoglio a causa della morte di sua sorella Maria Teresa Bertollo in Sciaccaluga, che era socia della Corallina, ma frequentava e veniva molto spesso volentieri in questo spazio aperto per seguire le nostre conferenze e tutte le iniziative che anche nello spazio aperto ovviamente si andavano preparando. Io ho il compito graditissimo di presentarvi un personaggio che è noto a tutti, e è noto anche nel Levante Ligure, è noto anche a voi, perché altre volte lo abbiamo presentato in altre occasioni per delle belle conferenze molto approfondite, ma nello stesso tempo briose e simpatiche. È la professoressa Gabriella Iraldi, la quale è specializzata è ordinaria di storia medievale presso l'Università di Genova. È una persona che ha scritto una quantità di libri, circa più di 400 libri oramai credo che siano, comprese le curatele e gli articoli e le curatele. Comunque gli articoli della professoressa Iraldi non sono libri, ma comunque sono sempre articoli molto approfonditi, e sono degli articoli da cui si può trarre molta bibliografia, quindi sono sempre oggetto di grande studio, no? E quindi i lavori sono tantissimi. Della professoressa Iraldi mi piace ricordare anche l'assessorato alla cultura presso la provincia di Genova, per un periodo molto felice per chi ha potuto godere delle sue competenze. È anche stata presidente di associazione culturale all'interno della regione, mi sembra di avere capito. No, esatto, e quindi ha anche avuto questi compiti ufficiali da parte delle pubbliche istituzioni. Si è occupata di cultura a tutto campo, ha scritto una meravigliosa storia di Genova in tanti volumi e con molti approfondimenti, con delle pagine bellissime anche riguardanti Fieschi, i suoi papi, la loro cultura, la cultura dei Fieschi voglio dire, e tutto quanto è successo. Ha scritto su Andrea Doria, anche recentemente, ha scritto ancora molto recentemente sulla congiura dei Fieschi, un libro molto interessante che è stata una creatura recente e di conseguenza è in pubblicazione ancora adesso. Anzi, io spero che ci stia per tanto tempo perché ci possa ancora deliziare di quelle che sono tutti i suoi pensieri sulla famiglia Fieschi, che è stata una grandissima famiglia. Dunque oggi ascolteremo Su e giù per la storia dei Fieschi nel Levante Ligure, quindi tutti i legami dei Fieschi che hanno avuto nel Levante Ligure, tutto quello che hanno fatto, tutto quello che hanno costruito, e insomma nel bene e nel meno bene, ecco, ci verrà presentato dalla professoressa Iraldi col suo solito brillante conversare, e vi ringrazio tanto. Ringrazio molto di queste parole che sono immeritate comunque, soprattutto perché non sono così sapiente come si è detto e come ha detto l'amica carissima. L'amicizia è sempre una cosa importante, ma appunto a volte porta in una direzione così un po' troppo amichevole. Però un po' ho studiato nella mia vita, tra le varie cose che ho studiato ci sono stati anche i Fieschi, direttamente e indirettamente. Vorrei dire che non è facile in questo breve lasso di tempo, quello che noi dedicheremo a questo tema. Io, siccome mi è stato chiesto di parlare soprattutto, no, di questo aspetto, cioè del Levante in qualche modo,
di poter parlare di tutto quello che riguarda. Perché dico questo? Perché intanto qui ci sarebbe una persona che sarebbe adattissima più di me a parlare della parte quella monumentale, cioè dei segni sul territorio che lasciano, perché il territorio è importantissimo e lo dirò dal mio punto di vista naturalmente, però io lo dirò così in senso storico appunto. Però qualcun altro, e secondo me potrebbe essere pure un'altra cosa che uno fa a un certo momento, parlare dei segni sul territorio, che sono moltissimi, molti di più di quelli che noi, almeno io ne parlo come non un esperto appunto di storia dell'arte, insomma di questi aspetti, sono molti, sono diversi, sono sparsi. E siccome questo territorio, che è il territorio poi originario, non nello specifico questo, ma insomma l'area del Tigullio, comunque l'area di Lavagna, alla fine sono uno dei nomi inizialmente dei conti, i cosiddetti conti di Lavagna e Fieschi, quindi una zona specifica. Questo territorio è molto, lo conoscete ovviamente meglio di me, ma insomma è un territorio estremamente interessante dal punto di vista della complessità, vorrei dire, della sua complessità, che è una complessità tipicamente ligure, ma anche una complessità specifica di questa zona. Che cosa significa questo? Significa che non siamo di fronte, siamo anche nel raccontare comunque le cose, c'è una difficoltà di fondo, perché i posti sono tanti, i nomi sono tanti, le strade sono tante, i monumenti sono tanti, perché il territorio è quello che è, e quindi noi dovremmo teoricamente seguire un po' l'orografia, l'idrogeo, come è fatto questo territorio, perché è l'aspetto, forse è uno degli aspetti più interessanti della storia dei Fieschi questo, cioè in quale territorio hanno la loro origine in fondo e anche la loro, in fondo la loro storia. I Fieschi sono un grandissimo consortile, una grandissima famiglia, per importanza si ricordano appunto perché sono uno dei 4 grandi nomi della storia, poi ce ne sono anche tanti altri veramente, ma insomma uno dei 4 grandi nomi della storia genovese e ligure, cioè sono Fieschi, Grimaldi, come sapete tutti, Doria e Spinola, sono i 4, e di solito si legano i 2 appunto, Fieschi e Grimaldi, piuttosto a una parte che si chiama a volte Guelfa, ma non è esattamente questo, e gli altri la parte ghibellina, e cioè i Doria e gli Spinola. Di fatto sono famiglie che sono tutte e 4 potenti, con sfumature diverse, come sono poi le famiglie potenti della Liguria, perché non sono proprio tutte uguali. I Fieschi, per esempio, rappresentano hanno una caratteristica che non li avvicina minimamente a quello che noi riteniamo che sia un grande clan, una grande famiglia genovese, per esempio i Doria o gli Spinola, perché sono, casomai, questo per dire le caratteristiche anche di questo, che si legano sempre al fatto che le radici sono in un territorio preciso e nascono da un territorio preciso, sono una famiglia, per usare un termine che va bene e ci può aiutare, sono una grande famiglia assimilabile, avvicinabile soprattutto ad altre 2 grandi famiglie della Liguria, che sono i Del Carretto e i Malaspina, che sono famiglie che hanno un'origine, cioè famiglie che mantengono in qualche misura una caratterizzazione nel tempo molto legata al cliché originario, cioè al sistema signorile feudale delle origini, perché questo sono i Fieschi. Noi siamo abituati a pensare che sono tutte appunto uguali queste famiglie, ma non sono per niente uguali, perché appunto ce ne sono almeno 3 che mantengono una identità, diciamo, di comportamento, anche di politica, anche di collegamenti molto più simili ad altre famiglie europee, che sono famiglie che noi definiremo con un termine improprio di carattere feudale, cioè ancora legate
territorio, legate ad anche a una mentalità, se volete, legata al mondo feudale. Cioè non sono questi, come i Doria, gli Spinola e altri ancora, che legano al mercato e all'espansione dal punto di vista e al denaro, se volete, come ecco, il denaro come capitale liquido da investimento, legano la loro identità e questa è la caratteristica al 90% delle famiglie dell'elite genovese, quelli che saranno poi i 28 alberghi diciamo, dei primi del 500, del 1500, sono tutte famiglie che sono cresciute sulla formula del comune, cioè sulla formula di una città-stato governata da questi nomi più o meno importanti, che comunque diventano importanti, alcuni restano, alcuni scompaiono, che legano la loro fortuna, cioè che crescono in funzione di quello che si chiama la rivoluzione commerciale, cioè della rivoluzione, del cambiamento dal punto di vista dell'economia, che è molto importante nel 1100, cioè una scelta dell'elite di città, di alcune aree, soprattutto tra le Alpi e il Tevere, diciamo, collocate, di fare del mercato l'elemento identificante della loro politica, anche della loro identità socio-politica, vorrei dire, mercato e denaro. Ora, in un'epoca in cui il denaro non ne circola moltissimo, fare questa scelta vuol dire fare una scelta che sul futuro poi sarà vincente, ma in quel momento no, è una caratteristica molto specifica di un'area italiana, non del resto di Europa, in modo particolare di un'area italiana. Che è il cosiddetto comune, quello che noi diciamo Genova, Firenze, Milano, tutte queste città, al limite Venezia, che non è un comune, ma insomma una repubblica aristocratica, ma insomma comunque. Quindi, e poi ci sono una serie di famiglie che non sono così legate a questo elemento, diciamo, di novità in qualche modo, ma che restano più collegate ad una identità, ad una storia che è poi quella europea normalmente, perché poi il mercato non lo fanno tutti, perché il mercante è considerato, un uomo d'affari è considerato sempre, diciamo, non si fa quella cosa lì. È la terra che ti dà la nobiltà, è il sangue che è nobiltà, cioè è questa ascendenza, no? Questo è l'aspetto. Sul concetto di nobiltà, voi lo sapete, si discute moltissimo in queste epoche, che cos'è la nobiltà, che cosa ci si rifà. Insomma, il denaro è una grande rivoluzione da questo punto di vista, cioè far crescere socialmente con una cosa che non è legata all'immobile terra, insomma a quelli che sono gli elementi che caratterizzano il mondo precedente, cioè il mondo, ma che caratterizzano tutta l'Europa. Però non per tutte le famiglie è così, e nemmeno tutto sommato per quelle genovesi, perché poi i genovesi, anche quelli che si legano molto all'attività mercantile, tanto devono avere i capitali e tirarli fuori da qualche parte, quindi devono avere probabilmente delle terre da cui li tirano fuori. Insomma, il discorso è molto più complesso di quello che noi possiamo pensare. In ogni caso, anche loro acquisiscono appena possono delle terre. I Doria, per esempio, fanno così, lo fanno in Sardegna, lo fanno nel Ponente. I Fieschi li hanno molto prima di loro in questa zona, ma anche i Doria, gli Spinola hanno beni, diciamo, in tutta la Valle Scrivia, e anche quindi, cioè, tutti cercano di avere, perché poi c'è una caratteristica che i Fieschi useranno moltissimo, avendo questo baluardo, diciamo, di terre originarie sul quale arriveremo adesso. Devono avere una forza. La forza tu ce l'hai solo se hai uomini, se hai un esercito, se hai gente da poter usare in diverse situazioni, guerra, pace, dal punto di vista economico. In Liguria questo problema della terra da lavorare, diciamo, non è proprio esattamente uguale. È per questo che il mercato diventa così importante, il mare anche, perché è una terra che dal punto di vista, diciamo, della resa non rende niente, è molto faticosa. Quindi
Però gli uomini servono, quindi le terre servono da questo punto di vista, casomai da mettere sulle galee e sulle navi. Quindi il problema di avere comunque uno spazio da controllare è interessante per tutti, anche per quelli che optano, diciamo, per una scelta mercantile e sono appunto a questo momento la maggioranza. I Fieschi non appartengono a questa cioè restano quello che sono, tutto sommato, ora appunto adesso vedremo, con varianti, quello che sono all'origine, perché fin dalle origini appunto questo ramo, diciamo, questo ramo dei conti di Lavagna ha una presenza e diciamo, una forza che gli deriva dal controllo del territorio. Quando dicevo che il territorio ligure comunque in questa zona, che è la loro zona praticamente, cioè la parte del Levante ligure, però con diramazioni in valli vicine e verso la Valle Scrivia, verso il Tortonese, verso il Parmense, non è che si limita tutto qua. Dicevo appunto che questo territorio, per le sue caratteristiche, è da questo punto di vista un tesoro, nel senso che se, come in Malaspina per esempio, si ha un controllo dei passi, delle strade, del sistema di comunicazione, si ha in mano realmente un tesoro, perché questo ti permette il controllo di qualunque movimento. Quindi quando tu mantieni o ingrandisci il territorio che hai già nelle mani aborigene, che diciamo è la zona di Lavagna, di Chiavari essenzialmente, ma che pian piano si allarga sempre di più anche per concessione imperiale, eccetera, verso, come dicevo, la valle di Vara, no? La valle, e anche se vogliamo la Valle Scrivia, cioè hai una rete talmente ampia di controllo, perché il territorio conta da questo punto di vista, cioè paradossalmente non c'è la pianura da coltivare, però ci sono i passi e le strade e le vie di comunicazione che ti portano verso l'interno o comunque verso le zone laterali. E quindi la grande forza del mantenimento, del tentativo di mantenere questo controllo è fondamentale. Questo è già un punto che caratterizza questo gruppo, un po' come fanno in Malaspina nell'estrema, diciamo nella parte estrema, o del Carretto, che poi si dividono in più famiglie, ma comunque insomma nel Ponente, ma il Ponente è un po' diverso per come è fatto, no? Il Levante è più corto, è più piccolo ed è anche più controllabile da questo punto di vista, e le valli, diciamo, si intersecano tutte queste valli, cioè il Sorio, adesso non posso, dal punto di vista, per quello che dicevo che non è facile parlare di questo argomento, perché tutte le località che ci sono, praticamente tutte, che dalla Val Trebbia, Val di Vara, scendono poi verso il Tigullio e si spostano, diciamo, verso la Valle Scrivia e verso il Tortonese e d'altra parte praticamente dappertutto c'è un segno dei Fieschi. Ora questo ce lo direbbe appunto meglio la dottoressa Algeri, ma dovunque voi andiate, sulla costa anche, non solamente nell'interno, c'è un segno forte, soprattutto è chiaro a Lavagna, questo lo sappiamo tutti, c'è questo magnifico complesso, no? di edifici, chiese, eccetera. Beh, insomma, un segno forte che non è facile da trovare per le altre famiglie, forse del Carretto ne hanno anche, voglio dire, nel Finalese, nell'interno, eccetera. E anche in Malaspina, se uno va per i castelli, diciamo, della Lunigiana e così via. Però questo è molto più compatto e riguarda un territorio molto specifico. Qual è il punto chiave, diciamo, di tutta la questione? Che questo ti aiuta come gruppo familiare, come gruppo, e nello stesso tempo ti aiuta moltissimo perché hai a disposizione, si diceva appunto che ai tempi dello scontro con i Doria, no, nei vari momenti, i Fieschi potessero rovesciare al tempo della congiura anche dei Fieschi, cioè quando finisce il loro momento, cioè 1547 è la fine
no? Di questa, la fine non proprio, ma insomma praticamente sì, della famiglia, potessero rovesciare su Genova 4.000 uomini, che non sono pochi. 4.000 uomini sono tanti su una città che di per sé non tocca i 50.000 a quell'epoca lì, quindi voglio dire, sono tanti, 4.000 uomini vuol dire avere una forza, no? Una forza. Questo è l'aspetto collegato, quindi dove siamo in questo momento, Rapallo, Recco, tutta questa zona, il Tigullio è la parte forte, anche la più forse suggestiva, ma poi se Sestri, cioè però Sestri viene, però che cosa c'è? C'è che i Fieschi stanno lì già in tempi molto antichi, nel 1100, noi li abbiamo già anche prima del 1100 presenti in questa zona, ma c'è la nascita, il sorgere, il crescere del comune di Genova alla fine del 1000 e la crescita del comune di Genova implica che ci sia un'espansione del comune di Genova, delle famiglie, dei gruppi che comandano, per meglio dire, questo comune. E allora una delle cose fondamentali che si ricordano sempre un po' dei Fieschi è la famosa costruzione di Chiavari, cioè Chiavari viene ricostruita, però costruita sostanzialmente, edificata in funzione antifliscana contro i Fieschi, proprio per portare un elemento forte, diciamo, dentro un sistema che altrimenti non è attaccabile, perché come vi dicevo è talmente connesso e la famiglia nei suoi rami principali ma anche nelle sue diramazioni controlla tutte queste zone, perché i Fieschi hanno proprio una caratteristica base che è quella di avere presenze civili, perché il territorio è loro e quindi lo controllano, ma anche religiose. E questo è l'altro aspetto fortissimo della famiglia, che è tipico sempre del blocco feudale, cioè l'aspetto laico, diciamo, e l'aspetto anche religioso, molto, cioè le principali cariche sono, no? Tutti questi elementi che sono sul territorio, sono sì anche castelli come Montoggio, Torriglia, tutte le loro zone, diciamo, dove devono controllare comunque le vie di comunicazione, ma anche chiese, no? Piccoli, cioè conventi, cioè c'è una diffusione, una tela di ragno, diciamo, che prende tutto il territorio. Questa è la potenza per una famiglia di questo genere. Cosa succede? Che però il comune di Genova entra in questo discorso perché vuole pigliarsi tutta la Liguria e anche, voglio dire, l'oltregiogo, cioè fa un'operazione che per tutto il periodo tra il 1100, 1200 fino alla metà del 1200, un po' prima forse, comunque c'è un'operazione a tappeto che, se lo diciamo così, naturalmente sembra tutto molto semplice, ma dobbiamo pensare che non è così facile, sempre considerando il tipo di territorio che noi abbiamo sott'occhio, perché insomma anche nell'assedio di Montoggio, alla fine di tutta questa storia, cioè nel 1547, l'assedio di Montoggio per, diciamo, prendere questa che è la roccaforte della famiglia, no? È difficilissimo, è complicatissimo, è uno degli assedi che nella storia vengono ricordati perché non è così semplice, il territorio è quello che è e quindi noi non giochiamo libero, giochiamo in una difficoltà. Quindi i genovesi hanno, io dico i genovesi per dire che i Fieschi sono fino alla metà, un po' più della metà del 1100 fuori di questa città, non sono dentro Genova, sono fuori Genova. Allora, come fanno anche coi savonesi, coi del Carretto, eccetera, i genovesi vengono anche a patti, cioè li costruiscono, li prendono, però alcuni punti, Sestri Levante, Chiavari, eccetera, sono comunque presi, però poi vengono a patti, cioè alla fine anche gli stessi Fieschi vengono a patti e quindi fanno come tutte le famiglie rilevanti di queste zone o di altre zone, giurano fedeltà al comune, hanno un loro palazzo, eccetera, eccetera. Insomma, abitano teoricamente appunto in Genova, sono esentati dal pagamento di tutto, cioè entrano, diciamo, a pieno titolo nell'elite genovese, nell'ambito, per così dire, però restano sempre qualcosa di diverso rispetto a quello che sono
i restanti, una buona parte cioè è un problema anche di natura, come posso dire, il problema della... Insomma, si legge Caffaro e si pensa che fanno sempre la guerra e che comunque perdono perché sono cattivi, perché sono... Poi in realtà sono patti che vengono fuori, perché non è possibile far diversamente, non è sempre una guerra tutto il tempo, è una politica che si fa di un nuovo organismo che trova i suoi spazi, che si organizza questi spazi, che vuole ampliare la sua presenza, controllare, perché controllare degli spazi costieri ma anche dell'interno significa per la Liguria una cosa fondamentale, cioè significa controllare le vie di comunicazione. Vedi caso Ponte Morandi, cioè uno poi, tutti in Italia si sono resi conto che il Ponte Morandi non era solo una questione dei genovesi dopo che questa cosa è successa. No? Nel senso che le vie di comunicazione della Liguria sono fondamentali comunque, ma non sono fondamentali solo per i liguri, sono fondamentali per l'Europa, sono fondamentali per l'interno. Quindi chiunque prenda un punto, come nell'espansione del comune avviene, che non riesce mai comunque a prendere tutta la Liguria. L'espansione fa una grande fatica perché si trovano questi poteri. Ora i Fieschi sono uno di questi poteri, molto resistente, voglio dire, molto resistente, perché sono diramati in tutte queste zone. All'interno, sulla costa, hanno Santo Stefano, Dave, Tottori, cioè adesso dovessi farle, adesso poi ve lo faccio un elenco alla fine un po' di queste cose, però hanno anche Savignone, Crocefieschi, non per niente si chiama così, e diciamo anche Pontecurone, voglio dire, vanno fin nel Tortonese e vanno a Pontremoli anche, quindi voglio dire, stiamo in una zona di, vuol dire controllare tutto praticamente, una certa parte. Quindi si arriva a dei patti, questi patti però hanno il valore che hanno, come tutti i patti nella storia, nel senso che i Fieschi entrano anche come posso dire, nelle attività, nella spinta mercantile del Comune di Genova, non è che sono semplicemente sempre signori territoriali. Ecco, è anche molto interessante studiare questa storia, perché il loro modo di rapportarsi con le cose non è mica quello, non è quello degli altri, cioè hanno questo modo molto europeo, vorrei dire, da questo punto di vista, cioè cavalleresco un po', no? Dell'essere. E quindi sono, come posso dire, sono dentro e sono fuori del sistema, perché hanno una forza che dipende da loro. E questo è uno dei grandi problemi per il Comune di Genova, perché allargarsi significa tentare, no, di prendere territori più possibili, ma tu non lo puoi fare dappertutto, come non puoi farlo in altre zone, imponente, lo fai, però insomma è sempre un gioco abbastanza complesso, matrimoni, battaglie, c'è di tutto nella storia del rapporto dei Fieschi con Genova. Però c'è un momento nella storia dei Fieschi che è determinante, e questo veramente è determinante da molti punti di vista, anche nella politica internazionale, perché poi queste famiglie non sono ferme al discorso ligure o genovese solamente, sono famiglie di respiro internazionale da tanti punti di vista, prelati, ci sarà sempre un cardinale Fieschi a Roma per tutta la storia, cioè c'è sempre, anche due, voglio dire, dentro. Quindi sono una forza da molti punti di vista, perché sono una forza sul territorio, sono comunque una forza che conta. È il momento di Innocenzo IV, cioè del Papa Liguri, il primo dei papi liguri che contino, perché voi sapete che i papi liguri sono più di uno e sono tutti molto importanti. Come sappiamo, la Roma che conosciamo adesso è dovuta praticamente ai papi della Rovere, cioè noi andiamo a vedere la Cappella Sistina, è un papa della Rovere, cioè voglio dire, ci sono, no, la Roma che noi vediamo, no, in termini oltre ai lasciti precedenti, c'è questa grossissima, perché appunto sono momenti in cui la Liguria in generale contano i genovesi, contano i capitali dei genovesi e così via. Allora, il primo papa veramente che conta nella storia internazionale è Innocenzo IV, che è Sinibaldo Fieschi. Sinibaldo Fieschi
è un personaggio di grandissima levatura, è un teologo, è anche uno studioso importante, però anche un uomo che guarda, appartenendo a questa cultura che non è più solamente, diciamo, limitata, ma non lo è mai per queste grandi famiglie, perché un'altra cosa che bisogna sempre ricordare è che tutti questi personaggi, tutti i membri di questa famiglia sono comunque, oggi diremmo, appartengono all'alta società, dal punto di vista non solamente del potere reale, ma anche dell'educazione, anche delle relazioni, quindi siamo a livelli alti dal punto di vista questi ragazzi fieschi sono sempre educati da personaggi, diciamo, importanti, studiosi, hanno sempre, voglio dire, no? E come tutti gli altri, come i Doria, come tutti gli altri, cioè non siamo di fronte a degli elementi diciamo incolti o impreparati, siamo di fronte a personaggi nonostante che abbiano tutta questa loro collegamento con i loro territori, ma i territori nei quali loro vivono molto di più di quanto noi non pensiamo. Per esempio a Montoggio ci stanno moltissimo, a prescindere che all'ultima, cioè non è che siano al di fuori, che il momento che loro si mettono d'accordo con Genova stanno sempre a Genova, stanno moltissimo a Roma, stanno moltissimo dappertutto, sono legati, i cardinali della famiglia sono importantissimi, sono legati a lei, legati, inviati come legati pontifici in Inghilterra, in Francia, cioè siamo in un alto livello, ma è un livello tutto sommato non proprio consono a quella che è la storia di Genova, noi siamo abituati a vederla da un altro punto di vista, però costituiscono hanno questa caratteristica di base. L'ascesa tra il 40 e il 50, poi muore nel 54, e di 43 mi sembra, o 45-54, il pontificato di Innocenzo IV, l'ascesa di questo Papa, come voi sapete, come sarà dopo, i papi sono nepotisti, comunque diremmo, no? Cioè sono famiglie per cui la famiglia cresce enormemente in potenza, e Innocenzo IV è veramente l'emblema di quello che i Fieschi sono, è il creatore della fortuna dei Fieschi, e i segni sul territorio in gran parte sono dovuti alla sua epoca o comunque all'epoca della fioritura, cioè alla metà del 200, che è il grande periodo in cui i Fieschi contano anche a Genova, entrano nella politica genovese, rovesciano il governo, cioè comincia veramente il momento della lotta cosiddetta tra Guelfi e Ghibellini, perché Innocenzo IV è anche il famoso Papa che tiene testa a Federico II. Siamo di fronte, diciamo, al più grande imperatore forse della storia dell'età medievale e uno dei più grandi papi che ci sono stati in quell'epoca. E è vero che Federico muore nel 1250 e quindi si toglie, però stava perdendo tutto, e anche tutti coloro che si riconoscevano come i Doria nell'ala, diciamo, nell'ambito imperiale, erano in difficoltà in questo momento. Invece i Fieschi crescono e quindi sul territorio voi vedete fiorire una presenza, e anche in tutta la storia della famiglia una grande importanza da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista dell'immagine. Quando noi diciamo l'immagine è l'elemento forte, no, di ogni epoca, e i Fieschi sono di quelli che la curano l'immagine moltissimo, tutti la curano, ma in modo particolare loro. Questo fenomeno quindi sposta anche dal punto di vista della politica internazionale in un certo momento diciamo quelle che sono le politiche genovesi, che oscillano sempre un po', perché i genovesi da questo punto di vista sono pragmatici e quindi il loro criterio principale è la neutralità, in modo che si possano fare lavorare con tutti in generale, perché il mercato vuole questo sostanzialmente, però nello stesso tempo
queste famiglie sono legate ciascuna a un potere esterno. I Fieschi sono legati alla Francia. Questo è il punto chiave, perché questa è l'epoca, appunto, è l'epoca in cui Innocenzo IV, che conta ovviamente moltissimo, sostiene gli Angiò in funzione anti-federiciana, anti-sveva. Quindi crescono gli Angiò, che sono un grande clan, anche questo, un grande gruppo familiare, e voi lo sapete meglio di me, insomma, la Sicilia diventa praticamente angioina a un certo momento, la Sicilia è Napoli, e poi dopo ci vorranno i famosi vespri siciliani perché gli angioini vadano. Però i Fieschi sono del gruppo legato alla Francia. Perché dico questo? Dico questo perché la loro fine è dovuta al fatto che sono legati alla Francia. Perché? Perché nella storia naturalmente tutto cambia, e mentre loro continuano a mantenere questo territorio come bacino di forze, mentre fanno una politica internazionale, mentre si muovono sul piano internazionale, però hanno sempre questo elemento. E questo elemento diventa determinante a seconda del momento che vive la città di Genova. Cioè, se la città di Genova è finché resta, diciamo, autonoma, senza signorie, ci si barcamena, si fa la guerra, diciamo, sostenuti dall'esterno, ma all'interno di questi gruppi. Nel momento in cui subentra una signoria esterna, se la signoria è francese, per esempio, è chiaro che tutta questa zona e anche gli eminenti personaggi di questa famiglia crescono in importanza, per cui l'ammiraglio della flotta sarà un Fieschi e non un Doria. Cioè ci sono aspetti che non si considerano mai abbastanza in collegamento alla storia del territorio, perché poi i Fieschi agiscono anche su questo territorio avvalendosi della forza che hanno acquisito a livello internazionale per far fuori tutte le altre famiglie che già avevano radici in questo, quindi i Landi, quindi tutte le famiglie che bene o male avevano sia nel Tigullio sia nelle valli vicine una presenza, e quindi e per capitali e per lotte alla fine il territorio diventa abbastanza omogeneo. Per esempio i Doria non hanno questa omogeneità, hanno dei beni nel ponente a un certo momento, ma non sono omogenei, non sono legati Oneglia, dolce acqua, cioè voglio dire non è così. Invece qua il discorso si tiene tutto, e sempre si tiene su quella base che se tu vuoi passare per quella strada devi pagare pedaggio ai Fieschi. Non è che lo paghi a Genova solamente in alcuni casi. Questa è una fortuna enorme, vuol dire avere anche denaro da questo punto di vista e avere, come ripeto, uomini, e che è la cosa che in un'età come quella medievale, dove non ci sono gli eserciti, fino all'età moderna, non sono solamente gli spagnoli, i francesi, i turchi che hanno, lo dice Machiavelli, lo dice molto bene, quelli che hanno un vero esercito. Gli altri sono tutte cose raccolte, sono o mercenari o se no gli uomini delle terre. Ora, avere uomini delle proprie terre in numero così alto come hanno i Fieschi vuol dire poter condizionare la città. Quindi uno dei grandi problemi dei genovesi, per dirla che non sono friscani, che non sono filofrancesi, è quello di tenere a bada questi Fieschi, che sono sempre molto abbastanza presenti, perché poi dopo Innocenzo IV c'è anche Adriano V, è vero che dura pochissimo come Papa, però insomma hanno sempre un loro ruolo, contano a Roma, contano nelle diverse corti, e hanno questo. Il territorio è fondamentale nella storia, non è vero che non è, soprattutto in una regione come questa, che è una specie di porta tutta quanta per l'Europa, quindi non solamente Genova. Noi siamo abituati a pensare che Genova è la porta, ma non è vero, è tutta la regione una porta per andare verso l'interno. Quindi le alleanze dei Fieschi sono anche molto particolari, perché i Fieschi poi cercano per via matrimoniale in queste zone di far sposare le loro, no? Anche con i genovesi ovviamente, che contano e che sono importanti, ma è difficile trovare un matrimonio tra un Doria e una Fieschi o viceversa, difficilissimo. È più facile trovarlo
tra, non so, i Fieschi e Malaspina, tra i Fieschi Marchesi di Massa, cioè sempre con aree con termini che comunque possono significare un blocco per Genova, cioè un punto di controllo sul territorio e una, come posso dire, una limitazione in qualche modo. Quindi nella politica medievale, tardo medievale come la nostra, in cui si giocano le alleanze nei modi più... perché il potere è così frammentato che noi non abbiamo idea di che cosa significa, perché la Liguria non è affatto genovese, per esempio, non è affatto assolutamente. Se uno c'ha Sesse Levante genovesi, a Chiavari genovesi, già nel suo non sta bene. Però i genovesi stessi non sono padroni, diciamo, di questa situazione. Quindi è un gioco continuamente di riferimenti, è un gioco che chi si allea con Milano, per esempio, si alleano i Doria o si alleano i Fieschi? Perché Milano è importantissimo, quindi i rapporti con Milano si giocano diversamente. Quando c'è signoria milanese a Genova è un problema gestire questo, anche il territorio ligure, cioè è molto importante capire che nella storia del frazionamento politico di questa età, perché noi non abbiamo nemmeno la regione, non solo non abbiamo l'Italia dal punto di vista, ma non abbiamo manco la regione tutta intera, e nessuna regione è omogenea ancora, come noi la intendiamo oggi, no? Interamente di un solo o di una sola famiglia, gli stessi milanesi hanno delle difficoltà. Allora, tutte queste relazioni, Venezia va per conto suo, il Papa sostiene un po' i francesi, un po' gli spagnoli, è difficile giocare, e questi grandi clan familiari giocano un ruolo importantissimo perché hanno capitali, quelli che li hanno, e questa è la logica dei Doria soprattutto, ma o hanno uomini e anche capitali e anche presenze, diciamo. Quindi paradossalmente il peso specifico è lo stesso, fatto in maniera diversa, costruito in maniera diversa, ma non è che uno è più forte dell'altro, sono forze diverse che tutte concorrono però a costruire o a distruggere qualcosa. Quindi anche quando arriviamo alla congiura dei Fieschi, alla famosa congiura dei Fieschi, che è l'estremo tentativo, perché anche questo è molto interessante di nuovo, perché il rapporto tra Fieschi e Doria condiziona molto la storia di Genova, ma la condiziona ancora di più nell'ultima fase, diciamo dalla fine del 400 e l'inizio del 500. Perché? Perché è una fase di signoria francese, no? E una fase poi di collegamento con la Spagna, no? Che vuol dire andare agli antipodi, nel senso che tra la Castiglia, perché non c'è, insomma, il Regno di Spagna a questo punto, anche se proprio quello che è il Regno di Spagna, e la Francia è come parlare, no? È come la cortina di ferro, gli Stati Uniti, cioè sono due realtà assolutamente. Perché tutti guardano all'Italia, tutti guardano a Genova, per esempio, tutti guardano a questa regione, perché è una regione che conta, perché Genova è sempre il principale porto del Mediterraneo. I capitali dell'Europa stanno al 90% del Banco di San Giorgio. I mercanti, gli uomini di affari genovesi, Doria, eccetera, prestano soldi a tutto il mondo. Quindi ci sono molte ragioni per cui i francesi e la corona di Francia, meglio detto, è quella di Spagna, poi impero all'inizio del Cinquecento, guardino a questa realtà. Quindi anche il posizionarsi in quel momento è estremamente importante, perché prima è un gioco di frazionamenti, cioè, i collegamenti sono matrimoniali, sono piccole risse tutto sommato, tra gente che conta sul piano internazionale, però, perché noi pensiamo che insomma, se i Fieschi e i Doria o altri loro alleati si fanno la guerra sul territorio, ma dietro c'è sempre qualcos'altro. A, ci sono i capitali di tutti, B, ci sono questi altri, che Milano, la Francia, la Spagna, cioè non è un mondo facile da capire questo, non è una famiglia che sta qua e che controlla solamente questo territorio, di cui noi vediamo tutte queste cose meravigliose dappertutto, ma non è la loro forza, ma non è il loro limite,
vorrei che fosse chiaro questo, perché altrimenti noi pensiamo, sì, mi diceva qualcuno l'altra volta, ma dove sono finiti tutti questi nomi genovesi? Non è che sono finiti, sono sparsi. Se uno va in giro per il mondo trova nell'età medievale rami di tutti questi qua dappertutto. Quindi non è che non ci sono sul territorio e contano, ma diciamo che quello che conta di questa realtà è la dispersione, non, chiaro, l'arroccamento. Ora i Fieschi da questo punto di vista giocano anche questo ruolo, ma il territorio per loro è fondamentale. Torno a dire che rispetto ad altri è più collegata al territorio di quanto. Allora, che è la loro forza ma anche il loro limite. Perché? Perché col denaro ti muovi come vuoi e fai quello che vuoi, con le navi ti muovi come vuoi e fai quello che vuoi. Col territorio può diventare estremamente difficile agire. E questa è la questione della congiura dei Fieschi, cioè alla fine la congiura dei Fieschi che cos'è? È l'estremo tentativo di portare Genova alla Francia, ma anche di essere rappresentanti della Francia in qualche modo. Adesso la rendo un po' ridotta, cioè di collegare il proprio elemento, la propria sussistenza a un sistema particolare che può avere una sua logica in questo senso. Ma questo è un rischio enorme, cioè quando appunto Gianluigi Fieschi fa questa diciamo questa alzata di ingegno di fare una congiura contro Andrea Doria, non si rende conto di quali sono i rischi, perché è vero che lui può portare 4.000 uomini su Genova, è vero che una parte della nobiltà nuova, cioè delle popolari, cioè della parte è vicina a questo tipo di, ma poi la verità è che alla fine non basta, perché in quel momento Andrea Doria è l'uomo di Carlo V, cioè è l'uomo dell'impero, è l'ammiraglio della corona imperiale, voglio dire, non della corona di Spagna, va bene, ma in questo momento della corona imperiale. Quindi adesso io l'abbrevio per rendere la cosa meno, voglio dire, però in effetti è un azzardo che nasce però sempre nell'ottica delle origini, perché anche questo bisogna tenerlo presente. Cioè quando i cronisti parlano di Gianluigi che va per la città sul cavallo bianco, eccetera, che il giovane che vive in questo palazzo meraviglioso di cui non c'è più traccia, questa villa meravigliosa a Carignano, a Genova, ma che è cresciuta a Montoggio, perché quando è morto suo padre, che era abbastanza lui era stato Sinibaldo, suo padre, era stato abbastanza amico, tutto sommato, di Andrea Doria, e quindi ne aveva avuto anche vantaggi in qualche modo. E questo giovane così pieno di virtù, se vogliamo dire, anche cavalleresco, lo descrivono molto bene i cronisti del tempo. È uno strumento di qualcosa di più grosso di lui, è uno che sceglie comunque una strada, però qual è perché la congiura è un elemento chiave per capire che cosa sono i Fieschi. Questo cresce a Montoggio, chiaro? E in questo grande ambiente, tutto sommato tutto suo, con gli uomini, con le fortezze, con i castelli, con le memorie della famiglia, con i collegamenti anche matrimoniali, eccetera, lui stesso, cioè, quindi molto importante. Poi viene a Genova a un certo momento e vive in questa magnificenza che è questo, l'altro, perché noi abbiamo solo il palazzo di Andrea Doria, la villa di Andrea Doria adesso, ma pare che quella dei Fieschi fosse forse anche più bella, su a Carignano, comunque bellissima. E viene in questa città paradossalmente, in cui effettivamente la parte di nobiltà vecchia, di cui lui farebbe parte, perché in realtà lui appartiene alla vecchia, alla parte più antica della storia, diciamo, anche della città, è quasi tutta per Andrea Doria, cioè tutta per Andrea Doria perché lavora con la Spagna nel momento in cui Andrea Doria ha fatto i patti con la corona spagnola, buttando fuori i francesi da Genova. E non trova di meglio che allearsi con la nobiltà nuova, cioè con i popolari, cioè con quei nuovi ricchi, oggi diremo, ma insomma comunque con la parte, benissimo, tutto
tutto va bene. È una cosa innaturale dal punto di vista, poi se uno la vede nella chiave in cui, perché la congiura dei Fieschi è stata sempre di grandissimo interesse per tutti, perché ha segnato la fine di una grande storia familiare e anche di potere, se vogliamo, però ti spiega molto bene dove va il mondo in un certo senso, e il mondo andava tanto nella grande espansione, sull'impero dove non tramonta mai il sole, e quindi sull'espansione, sull'oro, sull'argento e sulle cose. E nello stesso tempo ti spiega che sì, che tu appartieni a un'elite, come poi capiterà, chi sopravvive va in Francia, va alla corte francese, Scipione, cioè appartieni sempre a un'elite europea di un certo tipo, ma non a quella che ti servirebbe, che tu vorresti che fosse la tua. La tua è un'altra, è chiaro? È una repubblica, non ha niente a che vedere con le corone, zero. I genovesi non vogliono mai avere un principe. Anche con la Spagna, patti chiari, amicizia lunga, resta, Andrea Doria su questo, resta repubblica alleata, cioè se vogliamo amica, strumento se vogliamo anche dell'impero spagnolo, però sempre repubblicana. Per uno come lui la repubblica è qualcosa che secondo me i Fieschi vivono non felicemente in tutto. La Repubblica come sistema, non dico adesso la Repubblica, il comune come sistema, la Repubblica, cioè il sistema come è venuto fuori in questa realtà. Quindi sono proprio cose diverse una dall'altra. Paradossalmente starebbero meglio in Francia, meglio in un posto dove ci fosse una corona, ecco, perché allora ci sarebbero. Infatti i francesi fanno la rivoluzione francese solamente alla fine del Settecento, cioè mantengono lo status quo. Per noi diciamo sempre la rivoluzione francese, ma voglio dire ci ha messo fino alla fine del Settecento a togliersi il sistema feudale che noi già in qualche modo ci eravamo levati, perché questo è anche abbastanza interessante da considerare. Quindi meglio là, voglio dire, no? Quindi c'è qualcosa, però lui che cosa ha alle spalle? Ha questo territorio lo fa sentire potente, ma è bellissima la storia della congiura per questo, perché quando fanno il processo dopo Montoggio, dopo la presa, diciamo, che è una cosa complicatissima, interessantissima, viene fuori come articolato, perché tutti quelli che vengono presi, che stavano dentro, a parte quelli che ammazzano, vabbè, ma sono tutta gente che appartiene a Borgo Valditaro, Montoggio, che ne so, Brugnato, tutti i posti dove loro hanno in qualche modo una presenza, no? Ed è interessante perché tu vedi lì dove sta il loro potere, cioè il loro potere stava negli uomini e nelle terre che avevano. Ma la storia va in un'altra direzione in questo momento, quindi non basta avere questo territorio, non basta avere questa forza di uomini, perché infatti è vero che muore anche l'erede, diciamo, di Andrea Doria, ma muore anche Gianluigi Ficchiè, l'erede del ramo principale, cosa che non vi ho detto fino adesso, dei Fieschi, che sono appunto quelli di Sinibaldo. Lui muoiono tutti i fratelli, meno uno, Scipione, e un altro che viene, comunque Scipione è l'unico che rimane, che tornerà a rivendicare. E tutti i loro beni, e adesso vi dico in parte quali sono, vengono distribuiti tra i vincitori. E quindi noi adesso, quando andiamo a Santo Stefano d'Aveto, di chi pensiamo che sia? Perché questo è perché lo prende Antonio Doria, lo prende dopo, capito? Era dei Fieschi e lo prende Antonio Doria. Cioè abbiamo una lettura, no, della realtà sulla base di quello che è avvenuto dopo, che è avvenuto alla fine. In realtà fino a quel momento il loro patrimonio era, io nelle piccole località non le nomino, ma voi fate conto che i paesetti che ci sono intorno erano bene o male, appunto, penso che sarebbe utilissimo un giorno fare qualcosa da questo punto di vista, perché sono segni dappertutto, segni che loro hanno lasciato da questo punto di vista. Ed è i più importanti, diciamo,
Genova si prende Montoggio, Roccatagliata, Neirone e Varese Ligure, che è altro posto, diciamo, di un certo rilievo.